I Furlanza sono famosi per 6 persone di pochi speraulis e tanti fas. Un dei esempi più evidenti di queste nostre concretezze? La protezione civile delle regioni autonome Friuli Vignese Giulia. Sapevi che è proprio dopo dal terremoto del 76 in Friuli che il Stato scomincia a capire che bisogno di un quarto specifico per far fronte a calamità e a disastri che potevano succedere sul territorio? Al sarà di fatto il commissario per ricostruzione in Friuli, Giuseppe Zamberletti, che sburterà un evore per la nascita della protezione civile. Ma come di Boys for Lungs, passing ai fats con che squiz. Non coventerà mega un di Odin per sapere che sti robotis, no? Ah no, di fatto mi sbagliavi. Non uno, ma ben 2 di Udine, signore e signori. Vai Uca, Mattia, Federico, siete pronti? Avete studiato per la lezione? Della protezione civile so tutto. Oggi non sbaglierò nulla. Non ho ancora fatto una domanda e già ti incroni vincitore? Qui gatta si cova. Sumo fantas. Come ovvio din ben cui che la studiato di pui. Ma prima di cominciare, us ricordi che cui calpiert al proverà di doglie la fadie dal volontari, Udinesi avvisati. Udinesi fregati. Ecco, a pont. Allora, scominciamo con le prime domande. C'è molti fasi al par rientrare di protezione civile e a Trossine si può di attaccare. Tutti noti sul sito di protezione civile dai 18 anni in su. Tal comune di residenza, dai 16 anni in su, col permesso dai genitori. Bravo Federico. Mattia, non avevi studiato che tu sapevi tutto? Seconde domande. Si hai di fare una formazione specifica per poter operare? Par fuarce, non si può rischiare di farsi male. A son corsi di queste per imparare ad operare dolci impressi. No, basta avere buona volontà. Oh là Mattia, così tu mi plasis. Anni in denaro, la protezione civile è specializzata anche dall'antincendi boschivi. Vero o falso? Falso. Se c'è un incendio si chiama i vigili del fuoco e basta. Vero? Intervengono per spegnere gli incendi boschivi assieme al corpo forestale regionale e ai vigili del fuoco. Sono i groups di protezione civile in regione? Sono 215, uno per ogni comune. Ma direi un centinaio. Occhio, che comò o se spari. Altre domande. Dula ISAL, il centro operativo della protezione civile, là che lavorano i funzionari dal servizio regionale di protezione civile? A Udin? A Palme? Ehi, mi sto meravigliando di Watris, bras. Andiamo a un par di domande. Vino domone divise? Beh, sicuro, tu la sintor? No. Quando li ho visti in TV, sul carso per gli incendi boschivi, i volontari indossavano divise diverse. Esatto. Che già le blu e la divise tecniche logistiche, come che chi ha intorno. Invece, che in arancione si dopre dome per gli interventi di antincendi boschivi. Ok, osin finalmente arrivas alla domanda finale. Per fare i volontari, vino di essi sempre disponibili? Direi compatibilmente con i propri impegni di vita, no? Beh, come minimo. Proprio così, Mattia. Non ci rin sempre di mettersi a disposizione, ma è un'attività al servizio della comunità che facciamo dal nostro tempo libero. Beh, Mattia, non ti rimandi a settembre, ma il vincitore ufficiale, Ale Federico. Vi ho di noto vale, mi raccomandi. Ti tocchi di suia e fa su la manicute dalla motopompe. A che tu hai lavoro. Chiale che se tu volevi fa un grop e ti prestavi la scarpe, Federico ti prego, va dai una mano. E tu, sapevi tu che sti robis? Se questo video ti è piaciuto, ti spettinte protezione civile. Ma prima di dismentearti, metti mi piace e condivida manette. Mandi!